Ida Carmina è il sindaco più votato, adesso si andrà al ballottaggio, sicuramente il Movimento 5 Stelle registra la percentuale più elevata. L'altro candidato con cui lei si dovrà confrontare adesso è Orazio Guarraci del PD. Movimento 5 Stelle, un voto di protesta per Porto Empedocle è un nuovo modo di fare politica, lei cosa ne pensa? Ma io penso che i miei concittadini abbiano premiato la voglia di fare una politica nuova, per bene, senza fraintendimenti, senza inciuci, dedita solo al bene della gente e del bene comune. E quindi abbia voluto premiare una persona, una squadra come la mia, fatta di cittadini onesti, competenti, che vogliono esclusivamente mettersi a disposizione del proprio paese senza null'altro, senza chiedere niente. Noi facciamo il taglio dei costi della politica, abbiamo un progetto meraviglioso, vogliamo lanciare il nostro paese verso una modernità che però non dimentichi la solidarietà e questo progetto è stato premiato dai nostri concittadini. Quali scenari si apriranno al ballottaggio? Non aprirete le porte a nessuno? No, noi non facciamo accordi perché chiediamo ai cittadini un voto con le mani libere, cioè di darci la possibilità di governare semplicemente, di amministrare e poi di giudicarci alla fine. Se governeremo male ci manderanno a casa, tanto non abbiamo, per noi la politica è un servizio, non una professione, per cui vogliamo servire il nostro paese liberamente. Naturalmente, anzi facciamo un appello a tutte le persone oneste e di buona volontà perché collaborino con noi per la rinascita del nostro paese. Si aspettava il ballottaggio? Dire cosa mi aspettavo non lo so veramente, perché è la prima volta che il movimento si candida, è la prima volta che si candida una donna e anzi devo dire per questo un grazie doppio ai miei concittadini di averci dato la fiducia, una forza nuova, una persona nuova alla politica, attiva e a una donna, e questa è una cosa molto importante secondo me. Un'opinione riguardo al suo avversario? Ma è un competitor, ognuno ha un suo progetto, penso che il suo progetto sia molto diverso dal mio, quindi lì si sceglierà o una strada o l'altra, non è molto facile perché lui ha una visione completamente diversa del futuro di questa città, quindi anche lì i nostri cittadini, noi puntiamo di più sul turismo, sulle piccole e medie imprese, su imprese ecosostenibili, a scarso impatto, nessun impatto ambientale, quindi una filosofia politica e economica completamente diversa. Se non si fosse candidata, chi avrebbe votato? Questa è una domanda difficile, non lo so, forse per questo mi sono candidata, per poter votare una persona nuova.